Nemmeno il tempo di chiudere l'edizione 2019 che già piovono le critiche sul festival multietnico che dal 1996 viene organizzato a Giavala del Montello. E a lanciarle non un'organizzazione sovranista o politici di destra, ma uno dei volti delle migrazioni di prima generazione che non usa mezze parole per l'iniziativa voluta da Don Bruno Baratto. Queste mega feste che si fanno ogni anno per rendere noi, io ho detto delle scimmie e non sono, lo ripeto ancora, lo ribadisco ovunque e con questo caldo credo che le persone fanno qualche fatica a ballare ancora. Basta fare le scimmie che ballano per confermare che esistiamo, ribadisce Khazragi, per un evento che in questi 13 anni non ha avuto il coraggio di rinnovarsi. Non siamo più scimmie che ballano perché bisogna un po' coinvolgere anche su altre forme, diciamo, più anche innovative. Il circo non va più bene perché comunque noi non aspettiamo da altre che per lavarsi la coscienza viene un giorno o 2 giorni a passare con noi. E Khazragi sottolinea di essere la voce di tanti immigrati integrati che non vogliono più pietismo mascherato da finta solidarietà, ma un vero e proprio cambio di passo, perché da un unico grande evento si passi a piccoli eventi ma distribuiti tutto l'anno e in tutta la Marca. Oggi come oggi non è più valida quella formula, perché è una formula che andava bene 30 anni fa. Ma oggi bisogna creare con gli autoctoni delle realtà piccole a fianco delle piccole iniziative che possono dare un senso. Una mentalità che deve cambiare e per questo il volto dell'immigrazione nella Marca chiede a Don Baratto di fare un passo indietro. L'appello di Don Bruno Baratto credo che lui è anche un bravo interlocutore della Chiesa che lascerà qualche altro giovane diciamo prete che può avere anche altre notizie e altre anche forme.